domande assurde. Uno mi ha chiesto, ti ricordi nel 1964? Avveniturno, siete nella sede dell'Associazione dei Sardi in Torino Antonio Gramsci 168. Da 51 anni noi portiamo avanti e difendiamo sia i valori della Sardegna, supportare questo film, di portarlo nelle sale, di farlo conoscere. Ci siamo prestati perché ho una precedenza l'arbitro, no? Un po' perché io sono di Cavoi e lì c'erano un sacco di cavoesi, anche l'uomo che quindi non risulta la parola. Allora, buonasera a tutti, prima. Silenzio! No, ho voluto, c'è Gramsci, non vi dico come, ma comparirà proprio Antonio Gramsci in persona, insieme lo spirito del Gramsci, quindi sono molto contento anche perché ho letto da poco una bellissima biografia di Eugenio Gramsci, mi sono anche un po' emozionato di essere nella sede intitolata Annino. Il film è una commedia ed è i migliori paesi della Sardegna, c'è anche gente di Cagliari come il protagonista del film. Bravo! Poi qui si aspetta un Meliturgo in versione un Meliturgo che farà ridere ma ha anche uno spessore drammatico che sono convinto vi stupirà. Una forza anche con le amicizie non sarde, è giusto? Alcuni sono sposati con i piemontesi. Esatto. C'è il proverbio che dice Piemonte, PNR non c'entra niente con quello che volevo dire, però ogni tanto bisogna fare qualche battuta perché sennò non serve. A venire al cinema a vedere un film e portare il vostro amico, perché voi sapete che in Cile si vantano di avere un amico sardo ed è quel sardo nell'armadio che hanno loro, che sono uno, due e tre. C'era una parola a Jacopo calorosa, siamo molto contenti di essere finalmente arrivati a Torino perché ci sono arrivate tante richieste a Torino, non sapevamo ci fosse, almeno io non sapevo ci fosse una comunità così grande. Credo che voi abbiate già, perché normalmente cresce, più si sta lontani dalla Sardegna più ci si fuori, però ci sentiamo sempre più legati alla nostra terra e secondo me questo film vi farà tanto ridere. No, è soltanto. Sì, no. È già da... Ti ricordi che mi hai detto che sono il miglior basso? No, che poi mi vedono sul frugo e venga al bardo. Quello che chiede mi ha detto di cose Faglielo a loro, poi ciao Ricciocco. Prendi la chitarra, non si fa neanche sta accordata. No, funziona. 7, 70, 7, 9, 6, 6, vai di rassa! 9, 6, 7, 6, 15, 6, 9, 3, 6,
ancora, salva piena, 6, ora pari. Che balla, 8 ancora, salva piena, 6, Era un 9 o un 5? 9. 6, 40! Barra! Che balla! Barra! 6! 6, urra, L'altra isola non vale. Facciamo la foto, Foto. Piccola! Ma questa è una pellicola, la giriamo, noi andiamo via È un gioco che in qualche modo può sviluppare anche le competenze matematiche. Con Enzo Cugusi abbiamo sperimentato questo progetto nel mio istituto e visto il successo dell'evento abbiamo di Torino, quindi l'anno prossimo girerà per le scuole di Torino. Grazie oggi, ringrazio Benito Urgu, Kullin e Zucca. Grazie mille. Buona visione, grazie a tutti. quello che vedrete, perché lo vedrete. Vi dico solo una cosa, che siccome questo film è già uscito in Sardegna, adesso siamo al primo fine settimana continentale, diciamo, è un sacco di gente entusiasmo questo film, per fortuna. Quindi abbiamo pensato di dare un premio a chi vede il film 2 volte, nel senso che, o comunque per motivi che decidete voi, umanitario, il cinema, penso che basteranno. Nella calamita c'è o la locandina o un'immagine di questo ragazzo con Benito nella calamita non c'è, devo dire la verità. Vediamo quanti continui vitali ci sono dentro. Pochi, io dico, saremo brevi, quasi ci stiamo abituando a vedere le sale piene, ma non è normale, quindi grazie davvero per essere qui. Questo film ha fatto che ridono negli stessi punti, sia in Sud Corea che a Barcellona, e vuol dire parte di una razza unica che è quella umana, quindi vi auguro una buona visione a tutti. Sono andati in un bar a Seneghe, un paese insomma della zona Montiferro, e al bar guardate che a un certo punto si è alzato e ha detto: ma quale sbarco sulla luna? Questo è lo scoglio del Genovese, faulano. Una col cestello le abbiamo messe. Poi il deserto e la scena iniziale è la salina di Sale Broccus, andando a Puzzuilu, sempre nella zona dell'Ustanese. Non c'è nella realtà, ma sta a San Giovanni di Sinis. Noi l'abbiamo fotografata e montata digitalmente, abbandonato, che poi in realtà è un novenario ed è per quello che è abbandonato, perché si va lì solo per la festa del santo. Cioè, ve la dico come presidente dell'associazione Gramsci, perché mi piace che abbiamo immaginato un posto dove la giustizia siano in un posto a parte, no? Sulla Luna, quindi grazie a Deledda, Antonio. Sì, grazie. Per motivi diciamo di coproduzione, nel senso che c'era un coproduttore argentino che ha detto: se qualche attore argentino, insomma, loro erano disposti a pagare una parte delle spese, e l'abbiamo fatto. Poi c'è nella versione argentina, poi li ho tagliati e sono rimasti solo nella versione del film che c'è in Argentina. Tutti di Guspini, e lui è l'unico attore che lo fa di mestiere, gli altri sono attori dentro. Ho tagliato l'ottava che cantava lui. Però anche la poesia del pescatore, è molto esperta di lingua sarda, cioè fa il giurato per tutti i concorsi letterari, per cui è così confidente da permettermi di scrivere in sardo, per cui mi ha dato un grandissimo input. Questo per dirvi che la realtà a volte è inimmaginabile. E quindi la sceneggiatura l'avevo scritta 15 anni fa, esisteva, insomma, però la storia era quella. E a un certo punto, quando si sono create le condizioni, poi ho chiamato Barbara Alberti e JP Cucciari a dare una rinfrescata, e quindi loro hanno un po' lavorato. Perché non facciamo che sulla Luna ci sono gli eroi? E io ho detto: mi sembra una cosa troppo retorica, e ho insistito e alla fine l'ho fatta mia.
l'ho fatta mia e devo mettere i sardi illustri, devo mettere Berlinguer, Gramsci, Maria Lai, cioè chi devo mettere? E alla fine un po' di più di quello che sapevo. Alla fine la scelta è questa, cioè io ho scelto il ribelle. Veste attaccata a un bastone, che non sono riuscito a nominarla per motivi proprio pratici, perché era questa maschetta Zau. Però sono tutti personaggi che, anche grazie a Dredd, è una che si è ribellata alla famiglia, alle convenzioni dell'epoca. Comunque è una che si è ribellata, non è che ha avuto quello che ha avuto senza dover lottare, no? Fa ribellare il personaggio protagonista. Infatti il nonno in qualche modo evoca tutta quell'area dei ribelli. Veramente simpatico Michele Schirru, che è quello che voleva uccidere Mussolini. Ho letto la sua biografia e mi ha molto colpito. Nominato Paolo, ci ha messo anche a me. Io sono ribelle, sono scappato di casa, a 18 anni non sono ancora rientrato. E una cosa che non hai nominato è la casa di... non si sente in questa zona, capito? I piatti che ho spaccato di testimoni sono di Sassuolo. Chi viene per la seconda volta a vedere il film gli regala una ceramica. E chi viene... Grazie, un calcio di piatto. Allora, io quando facciamo le presentazioni, per sentire un po' come reagisce il pubblico, adesso lo diciamo sempre, non è vero che se bevete a 90 gradi non vi ubriacate, perché c'è un signore là dietro e dice no, vabbè, insomma, è molto bello, così come hanno fatto in Corea, quindi insomma è la stessa cosa. No. Allora, avete visto la mossa che gli dà una moneta? Non devo comprare, che ho visto il film e ho detto, per lui costa 2 euro. C'è qualche altra curiosità? Lui vi ha preso la Corea perché il film sta facendo il giro, diciamo, di tante città in tutto il mondo. Siamo stati in Corea, siamo stati a Tokyo, a Stoccolma, a Barcellona, per cui... No, è una questione proprio... Ci hanno invitato a questo gruppo commerciale di trovare lo spazio per uscire magari senza avere dei concorrenti troppo forti. In Giappone. No. Poi volevo dirvi che il formaggio marcio è finto, nel senso che è fatto in Argentina quella scena e i vermi sono fatti col computer, perché noi siamo in Argentina, a proposito dei sardi in Argentina c'è successa questa scena che è vera, praticamente a fianco a degli studi dove abbiamo fatto invece il cardinale, la CIA, no? Quelle sono delle scene che abbiamo ricostruito. Eravamo lì con la troupe, allora tu fai un sacco di gente a lavorare e si sente allontano. C'è la Solinas di Macomer che mi ha riconosciuto perché io 5 anni prima ho presentato l'altro mio film a Buenos Aires, pronta, ed è venuta, ha fatto le foto, insomma. È strano perché a Buenos Aires ci saranno... io ve lo dico così, perché lui sembra un ragazzo di 80 anni, ma però ce l'ha tanto. Se non ci sono domande, io vi chiedo, così come chiediamo sempre, se il film vi è piaciuto, tante persone vadano a vederlo, perché comunque più gente va a vederlo, più resta al cinema e più persone riescono a vederlo. Quindi... Bene, la serata...